Ma domani mio papà mette su un briscolo al laghetto. Se non dai a pescar domani, ti e Clifford può venire su gara. Here, I'll take it for you. Oh, never mind. Clifford will keep us cool. Proprio così, un giorno in dialetto e l'indomani in inglese. Del resto, Clifford, il can che parla in veneto, è la versione regionale di una serie televisiva che negli Stati Uniti sta spopolando nel tenere incollati al piccolo schermo i bimbi da 2 a 9 anni di età. Dal 19 ottobre, tutti i pomeriggi alle 17:45, le avventure di questo cagnotto rosso e dei suoi amici andranno in onda su Antenna 3 Nord-Est. 3 episodi alla settimana per 6 puntate in palinsesto dal lunedì al sabato. Lingua nell'altra a giorni alterni. In tutto 25 storie che per 1800 ore hanno tenuto impegnati nel doppiaggio oltre 40 volontari della compagnia teatrale Astichello di Monticello Conte 8. Diria flessione di Veneto centrale, non tanto vicentina. Miei amici a Venezia, a Treviso, Belluno, abbiamo bisogno di interpreti, si può capirsi. Un'iniziativa delle associazioni L'Albaro della Lingua Veneta, Veneto.org e Raise Venete, con il sostegno dell'assessorato regionale alla identità veneta, che per questa prima parte ha stanziato 25.000 euro e ne ha messi a disposizione ulteriori 50.000 per l'anno prossimo. Credo che sia la maniera migliore per far comprendere che non dobbiamo imporre la lingua veneta, la si vive, la si consuma ogni giorno come tutti quanti noi quando la parliamo, e che partendo anche dalle scuole, dai bambini, si può fare un percorso di insegnamento della lingua veneta, ma anche della lingua inglese, senza nessun tipo di contraddizione. Un'operazione da servizio pubblico, è stato sottolineato, possibile apripista per altri programmi in Veneto. Perché no? Può anche essere che come sviluppo anche nel digitale terrestre ci sia la possibilità di avere un canale che parzialmente, o per dire attendere anche totalmente, diventi in lingua veneta.